percorso obbligato dopo il referendum di 2 anni fa. Noi siamo stati leali in quel referendum là, abbiamo raccolto un sacco di voti, abbiamo superato il quorum anche al 21. 2 anni persi, perché da loro non siamo andati avanti, siamo andati indietro. Questa è la verità. Il nostro movimento si ispira al PATO, Partito Trentino Autonomista Trentino Tirolese, soprattutto alla Südtiroler Volkspartei, che è un partito a vocazione maggioritaria, per cui noi non partecipiamo alle elezioni del prossimo anno, ma andiamo a vincere le elezioni del prossimo anno, perché chi ha la maggioranza deve governare poi, è un'assunzione di responsabilità. E la Südtiroler Volkspartei è anche un partito di raccolta, un partito in cui tutti sono rappresentati. Si fa sintesi e la sintesi è il bene del territorio. Nessuno si muove al di fuori del bene del territorio. Ci possono essere contrasti anche forti, ma di fronte alla sintesi finale tutti fanno un passo indietro. Per questo ringrazio questa sera Jacopo Berti per essere stato qui. Su questa base, guardando al futuro, va bene il passato, ma al futuro dobbiamo guardare. Si è parlato molto di figli, ne ho 2 anch'io. Il futuro loro è importante, il futuro anche dei nostri anziani e della nostra gente. Bisogna guardare al futuro, a un movimento aperto, un partito aperto, a una regione aperta verso l'Europa, verso il mondo, verso chi ci sta vicino, senza paura che tanto quello che abbiamo intorno appartiene già al passato.